Ilenio Capodici, rappresentante di Adiconsum CISL di Agrigento. Ecco, un momento difficilissimo per i nostri consumatori, per i cittadini, per via di tutte queste emergenze, il blackout, la luce che manca, i voli che purtroppo non sono regolari per via di quello che è successo a Catania e a Palermo, insomma una serie di emergenze. Ecco, l'Adiconsum cosa consiglia ai cittadini e in particolare quali sono le istanze che arrivano proprio dagli utenti e dai consumatori? Allora sì, le emergenze sono state tante, poi noi ci troviamo sempre ad affrontare non l'ordinario bensì lo straordinario, non era prevedibile quello che è accaduto prima a Catania e poi a Palermo, quindi parliamo di due capoluoghi di provincia interessati soprattutto dalla questione degli incendi, ma anche e soprattutto perché lì insistono gli aeroporti. Molta gente ha lamentato principalmente due cose: la mancanza ad esempio di comunicazione. Chi arrivava al gate vedeva il volo cancellato, non aveva nessuna indicazione se il volo se potevano ripartire magari in modo differito da lì a poco, e soprattutto è mancata anche la possibilità dei cittadini, dei passeggeri, di trasferirsi in altri aeroporti perché i bus erano insufficienti. Ovviamente si dovrebbero prevedere prima queste situazioni, ovviamente non affrontarle sul momento, per cui poi è normale che il passeggero, così come le istituzioni, si trovano anche sguarniti a dare quelle risposte necessarie per placare quell'emergenza. Ovviamente d'estate si viaggia di più, ci sono le ferie, ci sono le vacanze, quindi la maggior parte di istanze che arrivano alle associazioni dei consumatori di cui noi ci occupiamo come di Consum sono la perdita, ad esempio lo smarrimento del bagaglio. Questa purtroppo spesso è una costante. Noi consigliamo di solito, quando si fa il biglietto, quando si fa una prenotazione, di assicurare il bagaglio se all'interno del bagaglio ci sono, oltre agli effetti personali, anche effetti di valore, perché questo poi ti dà la possibilità, tramite l'assicurazione che è stipulato attraverso la prenotazione, di avere un congruo risarcimento del danno, perché diversamente ti viene riconosciuta una somma, una tantum di 30 euro a seconda delle compagnie, che ovviamente non può mai soddisfare quella che è stata l'istanza, l'oggetto del reclamo, e quindi poter recuperare quantomeno il contenuto del bagaglio. Un'altra, altre istanze che pervengono allo sportello è l'istanza del rimborso del prezzo. Perfetto. Quando ovviamente il volo viene cancellato e quindi non ti avvisano preventivamente. Nel caso di negazione all'imbarco, ad esempio overbooking, abbiamo avuto casi di persone che si sono viste negare l'imbarco perché la compagnia aerea aveva venduto più biglietti rispetto ai posti disponibili. Un altro caso in cui si può chiedere rimborso aereo, quindi rimborso del pagamento del prezzo del volo, del costo del biglietto, è nel caso di ritardo. Nel caso di ritardo del volo, purché il ritardo sia almeno di 3 ore. Attenzione, perché ovviamente non basta il semplice ritardo per far chiedere, ovviamente per far agire il passeggero per chiedere la restituzione del prezzo, in quanto l'entità del rimborso è commisurato anche alla tratta, ovviamente, quindi i rimborsi vanno dai 200 ai 600 euro. Una cosa che mi preme sottolineare però, che non bisogna confondere il rimborso dal risarcimento del danno, perché mentre il rimborso lo può fare il passeggero ovviamente attraverso il sito della compagnia aerea dove ha acquistato il biglietto, oppure presso il tour operator o presso l'agenzia viaggi si ha stipulato un contratto per il volo prenotato, e un'altra cosa è chiedere il risarcimento. Invece per il risarcimento bisogna rivolgersi alle associazioni ovviamente dei consumatori, che predisporranno una diffida e chiederanno ovviamente di far valere le ragioni in sede extragiudiziale o giudiziale.